I'ma blow up. Oh, stavolta me la sono fatta in braga! Dritto, dritto! Io ero tranquillissimo, io ti giuro. Pezzo di merda. Salute Sector. Grazie. Guarda che bello. Guarda che bello. Oh mamma, si stufo agro. Ma guarda che bel paesaggio. Bellissimo. No, non vedo l'ora che sia quel caldo boia da venire su qua. Sì, proprio quello. Ragazzi, perdonatemi se non sto parlando tanto, però quando non parlo in moto le motivazioni sono due: o perché sono troppo concentrato sulla strada, o perché sono stufo agro. Diciamo che questa giornata mi ha un po' stancato, sono veramente distrutto. La prima giornata di montagna, dopo praticamente, non dico un anno, ma praticamente dopo 6 mesi, farla con la zavorra è impegnativo. Poi a casa è impegnativo. Anche l'anno scorso ho avuto questi mali polsi, sì che anche l'anno scorso ero con la zavorra. So veramente finito. Se ce ne torniamo a casa tutti scialli, tranquilli, tutti in compagnia, per tornare a casa faccio tutti una bella doccia, poi dopo andare in letto, perché se ho stufi agri, finito sono, finito. Demo, dai Demo, madò. No, non dimmi che sono andati via dritti. Bravo Pierangelo, bravo, bravo, bravo. E se fermiamo mi offrisce anche un piacere, perché mi so finito. Oh, scusate, mi avevi rotto via il cioccolato Novi che ho sotto le gambe. Dai Pierangelo, sturala, sturala, versi sta moto. Bravo, vai, vai Pier, vai, passa l'Audi, passa l'Audi. Ma che porco, giù dove devi stare proprio in mezzo alla strada, ma che cazzo fai? Ma bevi con la gomma? Bevi ancora 1,5 metri dall'altra parte. Vai Pier, vai, vai, vai. Schiaffala giù con l'XT. Ah, finalmente siamo fuori. Ah, la mano. Strada dritta, niente macchine, finalmente posso riposarmi un po' le mani, mi fanno male cane. E chi ho in testa la fila, che per fortuna non è uno dei nostri, uno con T-Max, vi correggo, uno con la moto, direzione Bassano, ci fermeremo di nuovo ai Trenti. Ma così non si sente. Si sente, si sente. Finalmente fuori da sta galleria, abbassa la visiera e il sole. Ai 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 ai, inizia a farmi male anche il culetto. Oh cacchio, muoio, è bagnato. Piano Sector, piano 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 Sector, piano 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 piano. Mamma, qua muoio, si fa troppo. Frena vecchio, vai, vai. Direzione Trenti di nuovo per un'altra pausa e dopo ci avvieremo tutti verso casa. Vai bello, vai, 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 vai. Via verso i Trenti.
Ho preso un po' di power. Le pecore! Se piene le pecore! Pecore sarebbero le pecore qua in Veneto. Vaffanculo! Queste cazzo di giunture dei ponti quanto li odio, che fanno saltare fin domani mattina. Poi il culo è ancora peggio. Mali polsi, oh mali polsi, oh mali polsi, oh male polsi, oh mali polsi, oh mali polsi, e quello lì sta pescando. Ai 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 ai. Aspettiamo un attimo. Allora, sono già qua. Aia. No, sì, sono già qua. Ciao. Che cacchio ho voluto dire? Pierangelo, abbiamo perso. Niente, poi ci sono i camper che ti sono davanti e tu non vedi un cazzo di quello che hai dopo, perché proprio ti blocca la visuale, non riesci neanche a vedere se ti arrivano su macchine. Aspetta, perché io qua c'è anche la macchinetta, al limite 50. Ah, quella qua la macchinetta. Sì, sì, l'abbiamo vista, sì, sì, almeno io l'ho vista. Dai che è l'ultimo tratto e dopo ci fermiamo. Dai! Dai! Sì, siamo arrivati! Siamo arrivati! Presto! Mi serve liquidi! Oh là! Finalmente! Porca boia! Aveva detto lui che ci fermavamo qua. Non lo so Marco, non lo so, male le mani, male al culo, male alle noccioline, male tutto io. E qui è quadrato, no? Dio te sì. Basta. Oh, segniamo stare in piedi. Per oggi ho dato. Settimana prossima darò ancora. Stasera non do un cazzo. Adesso bevo perché ho sete e dopo ritorneremo in strada perché inizia a farsi tardi. Cazzo il casco, porca puttana, vaffanculo. Oh là, siamo ripartiti, stiamo andando tutti verso casa. Un paio si sono già avviati, adesso siamo rimasti io e il ragazzo con l'MV brutale e ci stiamo dirigendo verso casa. È stata una giornata bella, però anche faticosa, almeno per me. Siamo appena partiti dai Trenti e adesso per arrivare verso casa abbiamo tutta tangenziale come potete vedere e ci sarà, non dico un'ora, però mezz'oretta, tre quarti d'ora di strada da fare ed è tutta così, quindi non sto neanche a portarvi con me fino al ritorno e vi saluto già qua. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto come solito e come sempre vi invito a lasciare un mi piace e commentare il video per dirmi la vostra su questo video e come sempre vi invito a iscrivervi alle pagine di Instagram e Facebook e se non l'avete ancora fatto e siete nuovi iscrivetevi al canale. Come sempre in ogni fine video io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao fioi!